sentirsi dire che se non c'è lo Stato saremo tutti a cartoni, decisamente no. Vi lascio uno schema, poi ognuno di voi lo leggerà come vuole, di cosa abbiamo chiesto, di cosa abbiamo avuto. E non sono uno che ha mai fatto polemiche, non ho neanche preso in mano la mascherina famosa per dire cioè, l'ha fatto tutti. Guarda, io non ho mai fatto polemiche. La definisco, spero sia uno scivolone perché è un'uscita infelice. Risponde a muso duro il governatore Zaia alle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte, la frase incriminata che in queste ore ha fatto sobbalzare sulla sedia più di un governatore lungo la penisola. Zaia ne fa una questione di numeri. Abbiamo 700.000 kit test rapidi in arrivo. Se mi dice quanti ne ha il governo in arrivo di test rapidi da distribuirci, ci misuriamo su questo magari. Noi abbiamo bisogno di 200.000 PFF3 al giorno, se ne sono state consegnate 3.210. Le PFF2 ne abbiamo bisogno di 200.000 al giorno, consegnate 152.000. Le chirurgiche ne abbiamo bisogno 500, quante sono queste qua? 550.000. Al giorno, ce ne hanno consegnate 682, ma al giorno. Questi dati aggiornati, resta la questione tamponi. Sui tamponi abbiamo fatto anche oggi il punto della situazione. Noi abbiamo una capacità di circa 11.000 tamponi in questo momento, quotidiani. Però è bene che io vi dica, li stiamo facendo, però è bene che io vi dica che il grande fattore limitante stanno diventando i reattivi. Stiamo facendo il diavolo a quattro con le microbiologie per trovare alternative, perché le grosse aziende non ci forniscono più reattivi e mancano anche gli stecchi con i tamponi. Ostacoli a parte, si sta raggiungendo un record. Per stasera abbiamo 100.000 tamponi fatti. Questo è il numero, siamo arrivati a 100.000 tamponi. Attenzione che non ne producevamo 11.000 al giorno prima andavamo via molto a scartamento ridotto. Resta il nodo delle case di riposo, con un maggior coordinamento tra regioni e le stesse strutture, spesso private. Adesso stiamo tentando anche, alla volta di domani penso ce l'avremo, redigendo un nuovo piano. Noi sapete che avevamo tutte le circolari direttive, cerchiamo di fare anche un nuovo piano ad hoc per le case di riposo, non escludendo, se fosse necessario, anche di prevedere lo spostamento di alcuni pazienti. Però dobbiamo capire nel piano cosa ne viene fuori, perché capite che i pazienti, se li portiamo in ospedale, è come portare uno dalla griglia alla brace, cioè in ospedale è il posto meno indicato. In ospedale bisogna portare chi deve essere curato. Quanto alla tempistica dell'emergenza, Zaia ribadisce l'importanza dei prossimi giorni e la necessità di rispettare le regole. La prossima settimana sarà cruciale. Segnatevi i dati di oggi, li andremo a vedere alla fine della prossima settimana, e dipenderà molto da quanto bravi saremo ancora nel rispettare le regole. Rinnoverò l'ordinanza, non vi so dire in che termini, non vi so dire ancora, perché stiamo facendo delle valutazioni, se ampliarla ad alcuni aspetti oppure no, però verrà rinnovata.